minanta Franco Villoi, se un nascio arbus, ma a pobivio sempre a Curcuris quando mi segoiao. Dopo mi segoiao 30 anni e da in Saras già ai 40 anni sto vivendo in Cerasios. Ho fatto su questa scuola praticamente già tutta la vita, poi quando sono andato in pensione ho proseguito a lavorare perché tengo mille cose da fare io chi viveva poche cose che tengo da fare io di più vive su manco 150 anni, perciò non è vero che uno anda in pensione per riposare, uno anda in pensione perché gli tocca andare in pensione, perché deve andare esatto pure a lavorare, no? Ha scritto il suo primo libro che ha procurato è tipo per conto di questa associazione, fu da Topos, incontri in sardo e in italiano e lui ha da fianta monografia di Lillio, di Placido Cherchi, di altro non me ne ricordo, comunque fu in 95. Poi ha scritto a unos a Pilates Stead. La Rega Pompon è l'ultimo pubblicato. Due altri pure, non me ne ricordo, appunto a decina. Fra l'altro ha scritto una commedia pure, Il Profeta, su Profeta, eccetera. E poi ha pubblicato, facendo su direttore editoriale, su direttore, insomma, di una rivista, un po' di anni, e poi ho serrato perché non ci dava preso queste spese, perché nonostante dessi già da distribuire in tutta questa Sardegna, poi mi telefonate, no, ma come mai noi avessi da preso questa rivista, invece questa rivista fu in edicola, o non dava santo pure da quanto, insomma, come ti va in queste cose in sardo. Se no, questa rivista fu Paraulas. Io credo che il sardo sia proprio, è una lingua mega sofisticata, sia su questioni normali, sia pure quando si scrive. Poi tieni mega figura retorica, che vanno a portata di tutti. Chi ha da studiare o non ha da studiare, da usa in su questioni di ogni dì. Per cui, soprattutto in satira, su sarcasmo, in ironia, su sardo è potente. Ma mi narrata professor Cherchi, Placido, che sul modo di usare il suo congiuntivo in sardo, davai una dei lingue per usare in tutta questa regione, l'emisfero settentrionale, paragonabile al tedesco, per esempio, poi vai filosofia, con questa sfumatura di significato di voi e di freddo, ma soprattutto in sa satira, d'altronde, devo manco in su che conosco su sardo meridionale, e ci dico pure che questa commedia è proprio tipica del sardo meridionale, mancai a volte a già sfogo in un senso che è sardo tutto che vai fa beffa su sardo tutto anziché a su strangio, o a volte a su contrario, insomma, questa classica funti un pochetto terra, insomma, come a significato. Questa scuola funti di difficili, si gusta, poi mega da burocratizzare più che altro, io sto tenendo soprattutto adesso che uscito dalla scuola elementare, scuola media, sono un ex maestro elementare, tenevo in miei programmi in questa Costituzione sul fatto che sul maestro tiene una libertà di manna di insegnamento, deve scegliere raggiungere certo traguardo, però sabia può arrivare è cosa che vuoi sciogliere isso. C'è può usare questa lingua sarda tocca da sci, è meta dei maestri, non da scinti. O chi da sci di dimmi
perché non hanno mai studiato in scuola. E questo è il problema mano della lingua sarda in scuola. Tocca da sci e da studiare prima. E poi si anda. Sicuramente questa scuola poi fa in meta, ma poi fa in meta questa famiglia pure. Quindi un atteggiamento difensivo da parte della famiglia contro il suo sardo, come in TV per esempio negli anni 50 del secolo passato, certamente non di giù alla lingua sarda. Se questa famiglia invece è stata aperta e scidi che imparare il sardo pure da giù da suo figlio, non da strobata, come imparare un'altra lingua francese, inglese, tutto ciò che si odia. Canto Bruso si indisce in lingua, sa Bruso sapere sa conca, e commenta poi in turbo, in sociale vedo, insomma. Devo ha scritto un libro con questa lingua, il suo titolo è Lingua Furata, si è dato scritto in sardo campidanese, poi da un amico mi ha fatto tradurre in sardo lugodoreso, ancora non c'è pianta in lingua sonificata, e poi naturalmente devo scritto in italiano e devo tradurre in inglese pure. Sappiamo che in questa regione hanno cattato, fu finanziato da questa regione e hanno cattato scusa se che l'inglese non poteva adesso usare. E a me mi fu parte a poter più giustificare che non rende che l'inglese fu fatto gratis questa traduzione in inglese, o che non andava bene. Devo comprendere che a chi da cristiano, da chi nasce in Sardegna, questa cultura sarda è da stimata, ma per da stimare bisogna da conoscere. E mi pare difficile che può fare conoscere questa cultura sarda, e poi obbligare gli inglesi o gli americani a leggere il sardo e comprendere il sardo. Forse il suo primo passo è se lo fai a comprendere in questa lingua solo. Poi dipende, sicuramente dipende dalla grosità de B, come esprimiamo pure istintivamente questa lingua e questa cultura nostra. Devo essere sicuro che si può, non è una cosa facile, ma si può, anzi, deve andare che si debiti. Perché si perde questa lingua, perde questa cultura pure. Non c'è una cultura sarda che esprime in italiano esprime questa cultura di italiano sardos, de sardos italianos, ma de sardos lo più nai in sardo e basta. Perché già in questa traduzione cambia modo, perché ai fuegos fonte a cappiata sensazione pure. Devo mi ricordo per esempio quando gli anni di piombo, quando narranta su delle giornali, chi hanno computato dopo un palazzo cercando i terroristi, i narranta. Narranta hanno setacciato, un sardo in sedazzato, passavano su sedazzo, ma quando ti hanno sedazzato, a me non mi è da conca questo carabinieri che gira tutto il palazzo, mi è da conca a mamma o a iaia quando faceva savarra a sedazzo, questo è il sedazzato per me. E dunque questa cultura che noi abbiamo setacciato non ci appiccica più, è priva di emozioni, è priva di arregodos. È una cultura italiana, perché io usavo l'italiano, una cultura italiana, io non tengo nulla contro l'italiano. A volte scrivo libri in italiano, vetti pure, ho scritto, a volte sono pure delle volte lo scrivo in sardo e in italiano, ma comprendo che poi non è una traduzione. Quando da trasportato da sardo in italiano e da italiano a sardo. Generalmente mi combina al suo contrario, da scritto in sardo e poi da volta in italiano. Perché il fuego puro, noi narravo per esempio in italiano narravo bianco come la neve, ma in sardo non narravo, Sannida narravo Frida che Sanni, noi narravo bianco che sul latte, perché sul latte sono che conoscevo. E questa è una cosa che si fa in Sardo, o si faceva noi a tutto. Generalmente da vai a chi esti contro la sarda e la cultura sarda. E generalmente è contro la sarda e la cultura sarda chi non da conoscere. Potei in mitos, tutto tenti in mitos, ma non vuole mai che si teneva un mitos
e in questo tempo mega tabassia pillo addirittura al libro su una rendica atlantica che avuto in Sardegna, non riuscivo, che sia vero o che non sia vero, ma non importa, ma soprattutto de una storia e de una preistoria, de un mito, giù a identità di una nazione che non ha mito, non ha idea. Poi non è vero, basta da Benjo, non so Castellaio, come ti comprendete, da come ti cristiano, Benjo da Sinterno, da provincia di Staisi, da San Marmilla, e ne fu di zona di pastorizia e di agricoltura e basta, messaius e pastoris, ferreri, questo che serviva, pianta praticamente autosufficienti. E oggi loro vanno a ma i pastori mica molita guadania, i pastori hanno fuori strada, se vanno a attivare, mica si va che si faccia poco contro un soro, fanno i pastori, ma questa è la realtà di noi che conviene da teni, ma non fanno mica firmos in sa storia è andata innanzi per noi pure. E a si gira il telefonino, si gira il telefonino, addirittura non riuscivo che vanno a socolare a su masco pure, e domani tu impulsi con questo telefonino potrà forriare, vabbè, quando mandare i brevetti a mulli. Non è vero, secondo me non è stato. Il sardo si usa innanzi, e si usa innanzi in luogo su meta. Se uno gira pago, castia da fuori di questo luogo comune che si narra, di questa accusa, vede che i sardi, appena che besiti, fonti a sovare di tutti gli altri. Ma devo questo l'obbio di gente di più che ha dentro scuola, se fonti laureato, fonti andato a fuori da Sardegna, a fuori pure, fonti innanzi di tutto, si fa in strada. Dunque, questo pure fonti sardi, non è che siano sardi sono scetti e che si sente soffrisca con i conti, questo fonti vecchio, certo che si fonti in mouse, ma sardo devo vivo innanzi. Devo appo sempre innanzi, appo sempre che stiamo più che votare e mi lo subito cresce. E lo subito vai cresci andando innanzi, questa è la salvaguardia della società, del suo mondo.